Inaugurato il ponte Nantin sull'idrovia Po-Brondolo, una nuova infrastruttura strategica per il territorio. Soddisfazione delle due comunità di Loreo e Rosolina. Sindaco Gasparini, ho soddisfazione di questa opera, lei l'ha sottolineato più volte, è un'opera strategica, un'opera che segna anche l'importanza del suo comune, ma soprattutto la dinamicità del suo comune. Tanti lavori si stanno facendo qua e quindi è merito di... È merito del territorio, è merito dell'amministrazione, è merito della regione, perché io credo che questa qua sia veramente un'opera strategica su tutti i punti di vista. Prima l'abbiamo sottolineato, è un aspetto sociale perché la viabilità interessa tutti i cittadini, ma soprattutto un aspetto economico del territorio, perché un'opera così importante fatta su un territorio come questo significa anche sviluppo economico, significa dare per situazione del balneare del mare, ma significa soprattutto dare qualche incentivo e qualche opzione in più per quelli che vogliono investire su questo territorio, oltre al fatto che cittadini come i nostri di Loreo e di Rosolina, perché siamo da questa parte, siamo verso Rosolina, io credo che sia sotto il punto di vista strategico importantissimo dar vita e dare ossigeno a un territorio che ne ha bisogno e che ha le capacità e le potenzialità per farlo. Ecco, qua si parla di un ponte importante per la navigabilità fluviale. Lei come Presidente del Parco, ne approfitto visto che ha questo doppio ruolo, quanto sarà importante la navigazione fluviale anche dal punto di vista turistico, perché ricordiamo che anche nel nord Europa è una delle attività più importanti. Assolutamente, ma guardi, in secondo piano ma non in secondo valore, perché ha anche funzione di autostrada turistica, quello che è, noi siamo sopra al Po di Brondolo e questa area e questo fiume da e per Venezia può portare assolutamente un turismo alternativo di quello che è quello balneare. Stiamo lavorando con l'ente parco e con tutti i comuni per poter far sì che si allarghi la stagione sotto il punto di vista di fruibilità del turista, ma soprattutto si dia la possibilità di fare con la navigazione interna si dia la possibilità di fare uno sviluppo territoriale a largo raggio che possa dare lo sviluppo necessario a tutte quelle attività che vivono intorno a questi fiumi. Sindaco Michele Grossato di Rosolina, un ponte importante, un ponte in territorio di Loreo, ma che comunque è confinante con voi di Rosolina. Lei l'ha definito anche strategico dal punto di vista turistico, però è sinonimo di una sinergia sempre più importante tra i due comuni? È un sinonimo di una sinergia importante sicuramente tra Rosolina e Loreo, ma per tutto il sistema viario del Delta del Po. È un ponte che purtroppo ha creato tanti disagi ai nostri concittadini di entrambe le municipalità, però oggi è una data storica perché siamo finalmente riusciti ad aprirlo e dalle ore 14 diventerà transitabile a tutti gli effetti. Come dicevo, sicuramente dal punto di vista sociale, soprattutto la località di Canalvecchio, che spesso si affaccia a Volto di Rosolina, e dal punto di vista economico-turistico abbiamo questa arteria che viene sfruttata nel periodo estivo dalla popolazione di Cava Arzere, della Bassa Padovana, per raggiungere le nostre spiagge, per raggiungere il Delta del Po. Ecco che è questa posizione strategica ed ha una viabilità alternativa alla Romea, perciò aprire quest'opera, questa infrastruttura che può sembrare anche faraonica, credo però sia un'attenzione particolare che la Regione Veneto ha dimostrato nei confronti del nostro territorio. Quindi c'è un interesse particolare da parte della Regione finalmente in questo territorio. Sì, le aggiungo anche che l'assessore De Berti ha detto stiamo lavorando finalmente alla Romea commerciale, cosa che lei è tra i più grandi sostenitori. Sì, la Romea commerciale è un'altra questione che come Comune di Rosolina, ma insieme anche agli altri colleghi che si affacciano sulla Romea, la teniamo molto monitorata. Ci sono soventi riunioni in regione portate avanti dalla vicepresidente Elisa De Berti e speriamo di arrivare anche qui con una bella inaugurazione e un traguardo in maniera molto celere, perché siamo fuori tempo massimo, gli incidenti mortali sulla Romea sono tantissimi e perciò è un'altra opera che noi assolutamente caldeggiamo.